E andiamo. No, andiamo. Sento i vari rumori. Allora, prima di tutto mi dovete far sapere, perché non ho avuto un feedback, la nuova situazione, se vi convince. Per come adesso è strutturata, io guardo in basso ai vostri commenti, diciamo, e poi ci guardiamo nell'anima così, dietro le varie cose. Insomma, più pulito, non lo so. Ma c'è il doppio scudetto. Ah, non l'ho fatto apposta. Il doppio scudetto è beneaugurante. Quindi bene, vi vengo a salutare. Era tanto tempo che non facevamo una live, quasi un mese, e mi sento male. Voi dovete sapere, ve lo dico in confidenza, che quando io non posto un video al giorno, io mi sento in colpa. Sento proprio, Madonna mia, non ho parlato. E quindi poi mi trovo in difficoltà, perché se non ci sono notizie e non ci sono rumor da commentare, non posso fare i video a salve, a vuoto, e quindi provo a parlarvi solo quando ho cose da dire. Questo, l'algoritmo non mi ama per questo. Comunque, un abbraccio a Davide, ci voleva una bella live. Scusate, adesso per Guido, vediamo, io gli ho mandato l'invito, aveva il che fare potentissimo, vediamo se riuscirà a raggiungerci. Voi state online, le preventive di Mark Basile. Calciomercato, sì, Biagio, parleremo un po' di quello che volete, insomma, mi lascio istigare da voi, mi dite di cosa vogliamo parlare. Ovviamente c'è tanto di cui parlare, a partire dal nuovo tecnico, la situazione tra Giuntoli e ADL, insomma, ce n'è da parlare, eventuali sostituzioni di giocatori che partono, il nuovo calcio, il calcio che verrà, perché se ci sono situazioni di calcio arabo che si inseriscono nel calcio che conta, diventa un po' strano. E vediamo cosa succede. Un abbraccio Elpidio, l'ottima Polly, fammi sapere i like, perché queste sono live improvvise e quindi i like scarseggiano, è pure colpa mia. Non so chi mi aveva scritto, ma io le devo sapere prima le cose. Hai ragione, avete ragione, se uno le sa prima si organizza, però io sono così, sono estemporaneo. Grazie Elpidio, il video di oggi, che tra l'altro io lancio la bomba, non ho avuto il coraggio. Ecco, io quando lancio una bomba di calciomercato, che poi sono semplicemente intuizioni, io non parlo con nessuno, mi viene l'intuizione, però non ho avuto il coraggio di metterlo in copertina, Meret all'Inter. Però mi fanno sapere, visto che ne parlavo con gli amici abbonati, mi fanno sapere che è uscita già, cioè io mentre ero in editing sull'altro schermo, che stavo facendo l'editing del video, perché ci vuole, dovete saperlo, ci vuole un'oretta tra il video registrato, passarlo sull'altra situazione, fare l'editing, aggiungere tutte le immagini, ci vuole un'oretta. Quindi io tra quello che dico e quando lo posto passa un'oretta, e in quell'oretta è uscita la cosa di Meretta all'Inter, è già uscita, una roba incredibile. Like di cortesia, Biagio. Un abbraccio Fernando, grazie mille. No, quale tardi, abbiamo appena cominciato, amico mio. Grazie Enrico, apprezzo tanto. Ciao Ross, ciao Giorgio. Le vecchie TV anni 80, hai ragione. A canale 8 sì, per me l'ha detto, si guarda da un oblò. Così, cerchiamo di essere, perché poi non volevo. Tore Falanga subito, ma lo raggiungo immediatamente. Hai ragione, il famoso Teoteocoli col green screen era bellissimo. Non facciamo scarseggiare i like assolutamente.
Ho fatto lo scostumato, non ho visto il video di Tonali, riassumendo perché a casa sua cambia il calciomercato. Biagio, ne parliamo subito. Vediamo, allora prima di tutto ringrazio Tore Falanga che mette un like da Kerkira Corfù, la grande, divertiti amico mio, fai ottime vacanze e ricarica le batterie. Per quanto riguarda la situazione di Tonali, semplicemente cambia il calciomercato perché prima di tutto si spostano parecchi soldi, quindi soldi che il Milan può reinvestire e se li reinveste bene possono cambiare gli equilibri in Serie A. A me Tonali è un centrocampista che piaceva tantissimo, è un centrocampista che secondo me non vale 80 milioni e cambia il calciomercato perché se Tonali ne vale 80, Lobotka ne vale 100, credo di sì, e perché parliamo insomma dello stesso ruolo a centrocampo, quanti ne vale Anghissà, quante ne vale Zielinski, lasciamo perdere le età, va benissimo, Tonali in prospettiva può ancora crescere, però cambia quello che significa poi spostare le pedine che spostano un Osimhen. Se Tonali viene pagato alla fine credo 70 più bonus, 100 milioni per Osimhen non bastano più e io vi avevo detto, secondo me, visto che è tutta plusvalenza, perché il Napoli anche se lo vende a 5 milioni fa plusvalenza con Osimhen, adesso ti guardi intorno, se ci sono squadre disposte a spendere così tanto ed è solamente la Premier League più il campionato arabo, che le loro squadre hanno dei fondi praticamente illimitati, è chiaro, se parli di Newcastle parli di campionato arabo perché vengono da lì i petrodollari, è chiaro che Osimhen che costa quello che costa e quindi si svilupperà tutto di conseguenza. Esatto, ma Caccamo è un mito e io apprezzo il paragone. Quanto mi manca mai dire gol. Gasato da quest'anno che verrà. Cristian, anche io. E c'è stato un momento, proprio al momento dell'annuncio di Garcia, ho avuto un tonfo al cuore, nel senso mi stavo facendo l'abitudine a Galtier, stavo pensando a certe cose, ma non vi posso dire il Napoli ha preso Garcia quindi va male, oppure se il Napoli prendeva Galtier quindi va bene, dobbiamo vederli. È chiaro, nella mia preferenza assoluta c'era continuare con Spalletti, perché avere una continuità di discorso tattico con un allenatore che conosce dentro e fuori i pregi e i difetti di una rosa, secondo me sei in vantaggio rispetto agli altri. Se gli altri non cambiano, tu non cambi e rimane almeno sulla carta quel vantaggio che il Napoli ha dimostrato sul campo, ricominciando da nuovo allenatore che però non deve distruggere niente. Anche io sono molto eccitato, mi è piaciuta la sua presentazione, mi è sembrato uno tosto e ne possiamo ancora parlare. Perché dare via alla concorrenza poi il portiere che ha vinto il titolo a pieno merito? Pasquale, questa è un'ottima domanda. Io non dico che il Napoli lo vuole dare via, io dico esce la notizia, perché Meret Inter è sempre, sono due nomi che se li cercate su Google trovate notiziole e rumors che risalgono al 2017, poi ritornano nel 2019, nel 2021 e nel 2023. Se ne è parlato spesso, ecco perché se l'Inter cede Onana e non ha più Vicario, che sembrava il sostituto naturale, mi immagino che possa uscire la cosa. Pastorello è uno che ha rapporti con l'Inter, quindi immagino che è facile questa corsia preferenziale. Perché lo deve vendere il Napoli? Questo è un altro discorso. Bisogna vedere prima di tutto cosa ne pensa Garcia, cosa ne pensa ADL. Meret era un suo pupillo, se non sbaglio, quindi non credo che De Laurentiis voglia liberarsene. Ha fatto bene quest'anno Meret e non c'è dubbio. Il dubbio è 2024 più opzione, e quindi è uno di quelli che l'anno prossimo con Zielinski e con Lozano va verso la scadenza. Il Napoli può sempre esercitare l'opzione, però sappiamo che oramai queste opzioni ce l'aveva con Spalletti e non ha avuto continuazione, quindi c'era il contratto congiunto lì e non si è avuta continuazione. Se le cose poi si rompono ci si divide, ragazzi, e De Laurentiis l'ha detto tranquillamente: i contratti servono solo per le penali, altrimenti non servono a nulla.
Buonasera, mi trovo d'accordo con te sul fatto che la cessione di Tonali abbia cambiato il mercato di tutte le squadre italiane. Se prima non avevano un euro, oggi il Milan fa paura. Eh sì, poi dipende da come li investono. Il Milan, per esempio, l'anno scorso, grandi prospettive su De Ketelare, è andato male. Poi è chiaro, ci sono dei giocatori che vanno aspettati, lo stesso Leao non fu così devastante il primo anno, il Milan può decidere di aspettarlo, un anno in più di ambientamento, ci sono giocatori che devono ambientarsi, altri come l'ottimo Kvara non ha avuto bisogno di ambientarsi, è andato subito bene. Se il Milan fa meglio il mercato avendo soldi a disposizione, adesso si parla di Thuram, il figlio del più famoso e se vogliamo anche più forte, io che vengo da quel calcio, difensore francese, Lilian Thuram, ed è sfizioso che il Milan va a prendere Thuram, figlio di una bandiera della Juve, e la Juve prende UEA, il figlio di una bandiera del Milan. Vedi come tutto ritorna. Un saluto alle amiche e amici bellini da Gaetano. Lozano ha mostrato soprattutto nell'ultimo anno un attaccamento alla maglia e alla città, vero Salvatore, va ringraziato. Detto ciò, credo sia quello da vendere subito, rimpianto Berardi se va alla Lazio. E certo, se va alla Lazio te la giocavi con la Lazio, nel senso che è uno che, se fai il discorso alla di Natale, io voglio rimanere all'Udinese perché sto bene in questa piazza, non voglio pressioni e divento una bandiera dell'Udinese, benissimo, di Natale non è mai andato via. Berardi sembrava indirizzato verso questo discorso con il Sassuolo, capitano, numero 10, giocatore, tutto il progetto Sassuolo intorno a lui, giocatore interessantissimo perché batte calcio di punizione, batte i rigori e ti dà tanti bonus al fantacalcio, non è da escludere. Se va alla Lazio tu dici la Lazio arriva seconda quest'anno a 16 punti da noi, non ha più appigli il Napoli, probabilmente ce l'ha più appigli il Napoli, contemporaneamente dipende dal Napoli se era veramente interessato. C'è l'idea, se vendi Lozano, di avere un giocatore più simile a Lozano su quella fascia con il piede destro, perché secondo me è stato ottimo avere due giocatori diversi lì. Uno è Politano che rientra col mancino e l'altro Lozano che ti fa tutto un altro tipo di gioco. A me piace tantissimo avere la doppia opzione. Avere un altro giocatore mancino che rientra, Politano Berardi, è una classica che si ripete, come si parla anche di Orsolini, non lo so, sono troppo simili e lì secondo me Garcia potrebbe voler giocatori che vanno e che puntano. Ecco perché mi piaceva l'idea di vedere Lozano con Garcia, magari più diretto, lo lancio in profondità. Vediamo. Like dal mio giardino mentre toglie l'erbaccio, grande Paschk. Lozano in che tempi si riprenderà l'infortunio al ginocchio, perché se le cose sono lunghe chi se lo compra? Sì, ma infatti secondo me si parlava di penso di un mese, poi non se ne è parlato nello specifico perché il campionato stava finendo, però io credo che ritorna abile e rollabile un mese e mezzo, un mese praticamente quasi già passato. Ci aggiungi la riabilitazione, un po' di vacanze, secondo me è pronto per l'inizio della prossima stagione. L'Arabia Saudita, se fa una cosa del genere, va al di là di quelle che sono le capacità del giocatore, perché hanno i soldi per potersi comprare tutti i migliori giocatori di tutti i ruoli. Loro fanno delle scelte che sono di marketing, che sono di ambasciatori del loro calcio nel mondo, e Lozano rappresenta un identikit perfetto perché smuove tutto il Messico, e tutti i messicani cominciano a guardarsi il campionato saudita, perché pur di guardare il loro beniamino si guarderebbero qualsiasi partita, e noi lo sappiamo bene. Parrebbe che l'Inter stia provando a soffiare Thuram al Milan. Grande Valentino, che ringrazio tantissimo. Thuram c'era il rumor con l'Inter da parecchio tempo, anche l'anno scorso se non sbaglio. È bello quando si danno fastidio tra loro, onestamente, vederle arrancare, perché ragazzi, noi in questo momento le vediamo le difficoltà che stanno avendo anche le altre squadre, e loro sono chiamate a fare un salto di qualità l'anno prossimo per colmare quel gap. In questo momento noi ci possiamo anche ringalluzzire da queste difficoltà e vedere che anche loro per una volta devono prima vendere e poi comprare.
Se si danno fastidio tra di loro, molto bene, perché si perde tempo e si destabilizzano un po' i tifosi, che vedo un pochino un po' preoccupati in giro per il mondo. Contemporaneamente noi non possiamo cantare vittoria, perché l'anno scorso tutti ci davano per spacciati perché avevamo venduto i migliori giocatori e abbiamo fatto molto meglio delle annate precedenti, quindi non possiamo subito esultare, stanno vendendo, perché potrebbero andare molto meglio anche loro. Quest'anno ha tolto tutte le certezze a tutti gli opinionisti del calcio, perché lo leggo un pochino più di prudenza da parte del tifoso medio, che si rende conto, dice: noi abbiamo preso Kim da un campionato turco, il difensore coreano, e oggi per Kim noi faremo carte false per averlo confermato. Quindi quando si dice prendiamo Danso, il difensore austriaco che gioca in Francia, nessuno può venire a dire ma il campionato francese è poco allenante. Non si può dire, perché il campionato turco è più allenante del campionato francese. Non si può dire, quindi non ci sono più verità assolute su cui noi possiamo aggrapparci e fare le nostre considerazioni. Bisogna aspettare e bisogna valutarli con la maglia del Napoli addosso. Grazie mille Valentino. Grazie mille Valentino. Pensi che Mbappé vada al Real e si possa verificare che Victor vada a sostituire la PSG a 180? Allora, io ritengo 180 un prezzo difficile per tutti, ma non perché queste squadre non abbiano il budget, ce l'hanno, i soldi escono. Il problema è se vogliono far funzionare il fair play finanziario o no. Per far uscire questi soldi devi almeno mostrare sulla carta una cessione di un certo livello. Mbappé è uno di quelli che tutti gli anni dice non esiste proprio, non mi muovo, conferma sempre. Certe conferme le avevamo sentite anche da Messi e poi non è andata a finire come il Paris Saint-Germain si aspettava. Quindi è anche possibile che poi però il Real Madrid possa permettersi, dopo aver comprato per 100 milioni Bellingham, per spendere un'altra cifra con un Mbappé che, se non sbaglio, va in scadenza l'anno prossimo, anche la vedo difficile. E al momento io Victor lo vedo più verso la Premier League che non in Francia. Tornare in Francia, tu dici vabbè, vado a giocare con Messi, nemmeno più, non c'è nemmeno più quello sfizio. Vai a vincere in Francia, sì, puoi vincere in Francia, ma non è esaltante come vincere a Napoli o come vincere in Premier League, perché lui ne ha sempre parlato in Premier League. Ti puoi giocare la Champions? Certamente sì, ma abbiamo dimostrato, lo ha dimostrato il calcio, che il Paris Saint-Germain, lo stesso Manchester City ci ha messo 7 anni, il Paris Saint-Germain ci arriva vicino e poi stecca la partita decisiva. Quindi non lo so quanto Victor, è chiaro, poi 180 significa che te ne danno almeno 15 a te all'anno, cambiano le prospettive, ma lo vedo uno ambizioso. Comunque questa stagione Lozano non mi è dispiaciuto, e se non ne approfittiamo in questa finestra non lo vendi più fino alla scadenza, quindi da vedere poi chi mettiamo a destra. Esatto, Elpidio, questa poi è la chiave per essere contenti o meno di questa operazione, e capire con chi lo sostituisci, perché è logica come operazione di mercato, la accetto, la capisco, voglio vedere però con chi lo sostituiamo. Io aggiungo, e questa è una cosa, ADL, se mi stai ascoltando la prenderai bene, per me Elmas a destra, giocatela questa cosa, parlane con Garcia, bisogna vedere Garcia se lo vede a destra. Spalletti l'aveva cominciato a vedere, stava guadagnando minutaggio. Elmas a destra, Elmas 23 anni, ragazzi, ha fatto un altro gol straordinario con la sua nazionale, potrebbe anche essere arrivato il momento di meritare una maglia da titolare. Devi capire se Garcia vede Raspadori a destra, ci sono varie possibilità anche interne. Mai immaginato di dirlo, ma mi sei mancato, specialmente in un periodo dove si dicono solo scemità. Grazie Ciro, vi siete mancati anche voi, perché con voi si ragiona bene di calcio. Ho letto che già parlavano di Chukwueze, Guler, Pulisic, Thuram, Savic al Milan. Tanta roba, non ci volevano questi 70 milioni, questi hanno già un certo blasone, se gli dai anche soldi per fare mercato è tosta. Sicuramente sì. Pulisic della Juventus che voleva l'americano. Buona serata Bruno, che poi sei Alfredo, buona serata Alfredo.
Grazie Christian, sto un pochino indietro con i messaggi, vado più veloce. Uscito Ndombele inevitabilmente va sostituito con la speranza che resti Zielu e magari inserire nel blocco centrocampo Samardžić sarebbe un plus enorme. Demme stesso discorso di Lozano. Demme stesso discorso di Lozano perché va in scadenza l'anno prossimo, senza dubbio. Poi Spalletti lo apprezzava e lo ha sempre detto anche pubblicamente. Demme poi è stato sfortunato, qualche infortunio nei momenti chiave anche all'inizio della stagione scorsa, l'ha fatto uscire un po' fuori dai radar. Non lo so se Garcia lo vede e dice io no, mi serve Demme, non lo blocchi. Demme è un giocatore che mi resterà nel cuore perché ci diede una mano a recuperare una stagione che stava andando, noi stavamo nell'altro lato della classifica, stavamo andando, e Demme ci diede una grossa mano. Sarebbe bello se Spalletti fosse presente, non dico come allenatore ma almeno come consulente. È difficile, sono ipotesi fantasiose, Biagio. Spalletti ci guarderà come tifoso, senza dubbio. Benitez al Celta Vigo, credo sia ufficiale. Quest'anno dobbiamo vincere almeno 1-2 trofei, bisogna dare continuità al ciclo aperto lo scorso anno. Pablox, noi ci dobbiamo giocare la Coppa Italia, sicuramente. Abbiamo la Supercoppa che va considerato, credo, trofeo dell'anno scorso, però se la alziamo, la alza Garcia e non la alza Spalletti. Abbiamo delle possibilità, è chiaro, confermarsi con lo scudetto sarebbe ultra leggendario, perché se tu vai a leggere gli altri ambienti dei tifosi di altre squadre, c'è chi non accetta che il Napoli è stato fortissimo e comunque parla di annata fortunata, di campionato falsato. Tu li metti li zittisci completamente, dici no, quale fortunata, siamo andati bene l'anno scorso e andiamo bene anche l'anno prossimo, questo non c'è dubbio. Sarebbe veramente, finiscono le mura napoletane per fare i murales, finiscono. Forse dovevamo riscattare Collini, sì, è tornato temporaneamente, mi sento di dire, all'Atalanta, vediamo cosa farà il Napoli. Ecco perché il discorso Meret rientra in un discorso più generale dei portieri. Secondo me è un work in progress, bisogna consultare Garcia, anche andasse via Meret. Abbiamo gli amici del Bari. Caprile è un ottimo prospetto, secondo me. Ne parlano tantissimo di Caprile, si dice un gran bene di Caprile, grande personalità. Io guardando la finalina col Cagliari vidi un battibecco tra Caprile e credo il capitano del Bari. Insomma, è uno tosto Caprile, giovane ma tostissimo. E adesso ci sarà un valzer di portieri, perché mentre Vicario era cercato dall'Inter, era interessata anche la Fiorentina. C'è il discorso Carnesecchi di proprietà dell'Atalanta e ritorna insomma in un giro di possibili trattative. Ci sono, quindi anche la Fiorentina cerca un portiere. E vediamo l'Empoli, ovviamente, perché molla Vicario e quindi si parlava di Caprile all'Empoli. Ci sono sempre ottimi rapporti tra il Napoli e l'Empoli, quindi significa tra De Laurentiis e l'Empoli, quindi significa anche tra il Bari e l'Empoli. Nel caso se ne dovesse andare Demme, si devono prendere solamente 2 centrocampisti di riserva. Io sono pro Zielinski, Gladerling anch'io, credo di avere il debole per Zielinski onestamente, però se vai a vedere è presente con chilometri, con assist, con qualità di gioco, lega i reparti, è uno di quei giocatori che insomma Spalletti ha avuto difficoltà a privarsene, e quando c'è è meglio. Poi anche lui è un giocatore che va verso un'età importante, potrebbe entrare in una fase calante, insomma come rendimento non lo sappiamo, però io preferisco tenerlo uno di quella qualità, anche magari non titolare inamovibile. Se qualcuno sta crescendo, ti dividi il minutaggio con Elmas, si può fare. Forza Napoli, Bruno, che poi sei Alfredo. L'avversario del Napoli l'anno prossimo è il Napoli stesso. Massimo, questa è una frase che abbiamo sentito altre volte, e rispetto a quello che abbiamo fatto quest'anno e rispetto a quello che ci hanno fatto vedere le avversarie quest'anno sono d'accordo con te, nel senso che non abbiamo avuto
un'avversaria che ci ha tenuto testa per tutto il campionato. Si sono avvicinate un momento, pareva si fosse avvicinato il Milan e le abbiamo lasciate indietro. L'Inter, stiamo tornando, vi ricordate i giornali, stiamo arrivando l'Inter, così. La Juventus abbiamo distrutti subito e potevano raggiungere, avvicinarsi in classifica, nessuno ha tenuto il passo, e quindi è il Napoli che deve sapersi confermare più che vedere, però le avversarie dovranno fare qualcosa per migliorare e dobbiamo aspettare anche un po' il mercato. In attesa del 1 agosto per ora siamo alle illazioni, certo Pietro, questa è la realtà purtroppo del calciomercato. I 2 anni sono rinnovabili, io ho l'opzione, diceva Mariano, nelle vesti di Totò. Mettendoti nei pali di Micheli, ormai promosso nuovo DS, dovessi fare 3 acquisti per informare il NAP, chi prenderesti in quale ruolo? Allora, io 3 acquisti però senza considerare le cessioni? Perché questa è una delle cose. Se non cedo Kim, io lascio in blocco tutta la difesa e non muovo niente. Prendo solo Singo a destra, o anche adesso volendo fare, visto tu dici mi metto io nei panni di Micheli, voglio anche entrare nelle grazie di De Laurentiis, invece di fargli spendere soldi a destra io lascio Zanoli in prestito in una squadra di Serie A e mi vado a prendere D'Ambrosio in uscita dall'Inter. Se ne parla ogni anno e secondo me ogni anno è un'ottima idea, è un gregario che ogni tanto può far riposare Di Lorenzo, molto duttile, lo puoi mettere a 3 se Garcia si vuole mettere a 3, lo puoi mettere a sinistra, lo puoi mettere a destra. Secondo me D'Ambrosio chiudere la carriera a Napoli non sarebbe proprio male, quindi ne prendo uno là. Prendo un centrocampista, voglio un centrocampista che possa fare un po' il vice Lobotka e un po' la mezzala all'occorrenza, quindi dico Koop Meiners perché c'ha un sinistro straordinario e mi piaceva prima che andasse all'Atalanta, era capitano, quindi c'ha personalità, c'ha influenza, c'ha il calcio di punizione, c'ha i rigori, può giocare regista, può giocare mezzala. Prendo Koop Meiners, non so quanto costa. E in avanti dobbiamo vedere vorrei un'ala destra vera, vecchio stile, che giochi col destro al posto di Lozano. Non ce l'ho il nome, avevo fatto il nome di Brian Gill del Tottenham, questo senza fare cessioni. Fallimento. Farà lo stretto necessario, non ci sarà un granché in questo calciomercato. E vabbè, poi al di là non mi piace il termine, lo sapete, ma fare lo stretto necessario già non è male, nel senso che se tu non perdi troppo della struttura che ti ha portato a vincere quest'anno già è un bene, già dobbiamo esultare se si cambia poco. Se si fa lo stretto necessario e si fa bene, qualcuno che esce lo sostituisci in fretta con qualcuno di grande livello e di grande talento, il Napoli si può confermare ad alti livelli. Allora, una visione più internazionale di Garcia, la ricerca dei giocatori per aumentare il bacino d'utenza a livello mondiale è molto interessante, sarà una cavalcata appassionante. Sì, visione internazionale, è chiaro, quando arriva un allenatore straniero c'è una statistica che dice che gli allenatori stranieri vincono poco in Italia. Potrebbe essere un caso, potrebbe essere che semplicemente ci sono tantissimi allenatori italiani, sono molto di più e quindi anche statisticamente è logico che vincano di più loro. È chiaro, quando viene Benitez il Napoli allarga i suoi orizzonti, con Garcia si può fare lo stesso. Vediamo cosa succederà. Non sono totalmente d'accordo con il Milan, le dimissioni di Maldini e Massara vanno inquadrate in un contesto nel quale il fondo, la proprietà, ha manifestato la volontà di fare il fondo, ovvero cassa. Sì, ma infatti i fondi alla fine non sono diversi dagli altri presidenti, io ci vedo poca differenza. Come il fondo vuole fare cassa, anche i presidenti vogliono fare cassa, sono rimasti pochi. Poi le situazioni in cui tu dici c'è il presidente che è il mecenate alla Moratti, alla Berlusconi all'epoca, sono rimaste le figure di Lotito, di De Laurentiis, che devono competere con grandissimi avversari più potenti economicamente senza però grandi fatturati, e quindi devono guardarseli i conti, e non c'è dubbio. Se poi lo fai con le idee
E per me la qualità del Napoli finora è stata anche delegare a gente di talento, e si è fatto bene, almeno in Italia. Poi l'idea di avere un Maldini e un Massara, che abbiamo visto che poi contano, no? In ambito internazionale, perché ti rispettano un pochino di più, secondo me questa è uno dei momenti in cui dovresti approfittare e azzannare il Milan e lasciarlo dietro. Quando mi piacciono Veiga e Danzo, secondo tutti Veiga già del Napoli, secondo Calcio Napoli 24 invece il Liverpool è in vantaggio. Io mi sono un pochino informato su Veiga, pare che sia molto molto guardato da tutte le grandi d'Europa, quindi se il Napoli ci è arrivato prima e ha fatto un'operazione alla Fabian Ruiz, bene, appena esce uno si annuncia. Però è uno di quelli proprio talentuosi che tutti quanti stanno guardando, quindi non lo so. Su Danzo vediamo, perché se ne parla tanto, molto spesso quando esce un nome se ne parla tantissimo, poi alla fine scivola nel dimenticatoio ed esce un nuovo nome e il Napoli chiude in fretta. Ma questo dipende, dobbiamo aspettare almeno un'altra settimanella o forse 2 per capire la situazione di Kim, quando parte la clausola e chi si muoverà. Volano tutti i messaggi e vado a recuperarli. Mi fate sapere quanti like stiamo. Siamo in 200. Quanto siete belli, ragazzi, avevate voglia di live. Dobbiamo muoverci a prendere Gabri Veiga prima che sfumi. I miei nomi per il posto Lozano: Sogno Chiesa, mi piacciono Cubo e Guler, Meret va rinnovato, se va via voglio Unai Simon. Allora, di questi qua, sì, su Veiga ne abbiamo parlato. Mi interessa fare il discorso di Chiesa. Adesso su Chiesa è uscito anche interessamento di Liverpool e Manchester United. C'è un problema, ragazzi, che al di là dell'ingaggio che Chiesa avrebbe chiesto alla Juventus, se lo chiede là, poi non è che credo che Chiesa già prenda qualcosa intorno ai 6 milioni e quindi già siamo ben oltre. Sicuramente prende qualcosa di meno, 5,5, già prenderebbe più di quanto prende Osimhen, e se il Napoli deve fare uno sforzo lo fa per Osimhen, perché già sai quello che ti può dare. Ci sono vari rischi perché ha avuto l'infortunio e quindi non sai se ti torna al 100%. Va bene, è un pallino di De Laurentiis? Sicuramente sì, sicuramente lo è sempre stato, ma contemporaneamente voi ve li immaginate De Laurentiis a parlare con Giuntoli di Chiesa? Specialmente se si lasciano male, se si lasciano con la porta chiusa in faccia, e poi imbastire una trattativa la vedo difficile. Anche volendo, Giuntoli non va, poi se Giuntoli effettivamente finisce alla Juve, non va a rinforzare una potenziale concorrente. E il Napoli quanto gli deve dare a Chiesa per convincerlo a lasciare la Juve e venire a Napoli? La vedo difficile. Mi entusiasma l'idea che il Napoli possa aver fatto un salto talmente in avanti che dice: io faccio la voce grossa adesso in Italia, io vedo i giocatori più forti e me li prendo, perché si deve voler venire a Napoli per vincere. Questa è un'idea che mi esalta. Ecco perché avevo fatto il nome di Vlahovic per il posto Osimhen. I soldi ce li avresti, poi però devi vedere se effettivamente il Napoli questo salto lo ha fatto, oppure se negli ambienti si continua a pensare Napoli come un momento di rilancio, come un momento di grande crescita, e poi spicchi il volo da qualche altra parte. Nel frattempo si è vinto e si è visto che vincere a Napoli è bello sì. Quanti giocatori del Milan hanno avuto i murales di tutto il palazzo dopo la vittoria? Quanti giocatori del Milan? Nessuno. E penso che faccia piacere rimanere nella storia di una città per giocatori che danno tutto per la maglia. Dicono che il Milan sta facendo come noi, ma vendono un giovane prospetto di 23 anni che può crescere ancora molto, non trentenni in fase calati come Koulibaly e Insigne. Ma più che altro il Milan sta facendo come noi, nel senso, noi abbiamo cominciato, Mario, un po' a fare come nel senso, il Milan ha cominciato rifiutando rinnovi pazzeschi a Donnarumma, rifiutando di trattenere Çalhanoğlu, quindi non trattieni quelli che se ne vogliono andare e vincono quell'anno. Quindi là, secondo me, De Laurentiis ha detto: allora si può fare. De Laurentiis, secondo me, al di là della vittoria del Milan, aveva in testa, con il tempo ben scandito, di liberare la squadra di alcuni elementi che a lui non piacevano più. Ricordiamo l'ammotinamento, e quindi ha fatto un po' piazza pulita negli anni. Si è rinfrescato un po' l'ambiente Napoli, spogliatoio meno afflitto
tratto dall'idea di non poter vincere mai, ed è successo. Contemporaneamente sì, hai ragione, il Napoli se li trattiene quei giovani, li fa crescere prima e poi li vende quando in teoria sono arrivati al picco e non prima. Forse con Cavani era arrivato al picco, poi Cavani ha continuato a fare quello che doveva fare. Higuain forse ha raggiunto il picco con il Napoli e poi ha mantenuto un buon livello per un paio d'anni e poi è andato a cadere. Quindi sì, le due cose non sono proprio comparabili. Se Giuntoli rimane con noi un altro anno, ma nelle conferenze DL non lo nomina nemmeno, innominabile, è imminente che verrà cambiato. Ci sono alternative a Giuntoli. Biagio, in questo momento si parla della soluzione interna, cioè promuovere la coppia Micheli-Mantovani, perché poi Giuntoli aveva Pompilio come suo vice e quindi Vicio andrebbe via con lui. Si parla di Micheli Mantovani, che sono dei collaboratori stretti di Giuntoli, e si parla anche del famoso genero di ADL, cioè il compagno di Valentina De Laurentiis, che ha studiato da direttore sportivo, e quindi una soluzione interna familiare per occupare quella casella. In questo momento io ho idea che stia facendo veramente tutto ADL, cioè che ADL si porta dietro i suoi collaboratori come Chiavelli, come lo stesso Michele Mantovani, per fare le operazioni, e decida proprio lui. Dice: io per alcune operazioni posso parlare direttamente io con i presidenti, mi sono fatto un'idea oramai del calcio e anche del calciomercato, e stia facendo tutto lui. Secondo me questo sta succedendo. Ciao Anthony, a proposito del campionato arabo, secondo te tra qualche anno potrebbe diventare più interessante rispetto ai campionati europei? Anthony, ce lo stiamo chiedendo tutti, perché se prendono le vecchie glorie somiglia a quello che stavano facendo in Cina, più che in America. In America sì, pure ci hanno provato, però meno. In Cina stavano prendendo, vi ricordate, no? Lavezzi, Hamsik, poi avevano provato anche con qualcuno giovane, no? Pelé, avevano provato a dargli delle cifre pazzesche, però non ha funzionato, anche perché poi là il governo cinese ha chiuso i rubinetti, non si potevano spendere più, e chi ci va in Cina? Secondo me idem, se poi decidono, loro stanno facendo un tentativo di aprire al mondo occidentale per essere anche considerati a livello mondiale come una realtà appetibile per il turismo, per fare affari, per fare imprenditoria. Sotto quel punto di vista hanno soldi da buttare, si divertono con il calcio, e stanno prendendo adesso dei giocatori: Cristiano Ronaldo, Viale del Tramonto, Benzema ancora probabilmente decisivo, però sulla fase calante, Kanté. Se cominciano a prendere per esempio un Lozano, già dobbiamo, secondo me, cominciare a guardarli un pochino più seriamente, perché se cominciano, loro possono se i giocatori si convincono che vale la pena, perché Ronaldo sta facendo l'ambasciatore, dice questo campionato diventerà importantissimo. Io ho il mio dubbio che il calcio, poi ci sono i fan, quelli là, preferisco andarmi a vedere, se non mi guardo una partita della mia squadra, mi vado a vedere una partita di Premier League, onestamente. Andarmi a guardare il singolo giocatore in una squadra araba, per come è fatto il calcio, devo aspettare che tocca il pallone, nel frattempo è un calcio inguardabile? Secondo me no, ci vuole troppo tempo. Allora, volano i messaggi, sto andando troppo lungo, cerco di andare più veloce perché siete in tantissimi. Buon pomeriggio, come lo vedi Asensio a costo zero al posto di Lozano? Maurizio, sì, ma Asensio quanto prende di ingaggio? Magari, certamente sì, sarebbe un colpaccio, però secondo me siamo oltre i parametri che il Napoli decide di pagare. Quando arriverà sto primo colpo, Veiga, Danso e come esterno destro chi vedi? Ne stavamo parlando, Andrea. E secondo me arriverà quando cominceranno a muoversi i primi colpi in uscita, anche se vi devo dire la verità ragazzi, il Napoli quest'anno secondo me dovrebbe fare la voce grossa sul mercato e dare proprio un segnale. Dice: io ho preso tutti questi soldi dalla Champions, dallo scudetto, nuove sponsorizzazioni, perché il Napoli vince lo scudetto e non è poco, aumenterà leggermente anche il fatturato rispetto all'anno scorso. Potresti farlo un colpo prima di una cessione, però lo sappiamo che così, se si devono liberare le caselle, bisogna ragionare anche con le liste, perché questo è un discorso che tutti gli operatori di mercato non fanno, un discorso un pochino macchinoso,
è lì che poi il Napoli deve fare dei ragionamenti prima di dare un colpo che possa far piacere alla piazza, sicuramente, perché il calciomercato ti entusiasma se prendi un giocatore nuovo che accende la fantasia, però secondo me ci vorrà tempo. Se Lozano va via, 2 punti più nel mercato, il sostituto ce l'abbiamo, Elif merita un posto a titolare, bisogna però prendere un vice Lobotka, un vice chissà chi prenderesti, e Zanoli va tenuto. Allora sì, ne stavamo parlando, sono d'accordissimo su Elmas, Lobotka vice chissà, visto che Frattesi pare abbia scelto la squadra e non credo sia il Napoli, dice Lobotka, io spendo qualcosina per Koch Miners e me lo prendo e lo posso vedere sia al posto di Anghissà sia al posto di Lobotka. Non dimentichiamo, ragazzi, che molto dipende da chi esce, nel senso che se esce Osimhen tu devi garantirti anche una fisicità. Ricordiamolo questo, Osimhen non è solamente la punta centrale che ti fa gol e ti fa giocare in un certo modo, Osimhen ti ha aiutato tantissimo sui calci d'angolo in difesa. Ecco che Garcia potrebbe fare anche un discorso: se esce Osimhen allora mi servono dei centrocampisti che hanno più centimetri. È un pochino è troppo semplicistico fare un nome che ti piace e lo metti là tipo FIFA, tipo eFootball. Secondo me si deve andare nello specifico e capire chi esce per poter scegliere anche i prospetti anche negli altri ruoli, perché potresti voler aggiungere più fisicità. Se perdi i gol di Osimhen potresti voler distribuire più gol sulla fascia destra, quindi non è facile fare il mercato quest'anno. Il nostro avversario è la Stampa Italiana, campione in Italia, grande Nicola. Lo vince la Lazio l'anno prossimo il campionato, vediamo, considerando anche qualche cessione, massima sì. Adesso le facciamo altre ipotesi. Credo quest'anno dobbiamo mantenere mente fredda e cuore caldo. Saluti da Milano, grazie Angelo. Girando su Transfermarkt ho trovato un possibile sostituto per Lozano che non hanno mai accostato al Napoli. Patrick Wimmer, ha appena fatto 22 anni, destro, torna in difesa e ha fatto 12 gol più assist. Dai, dove gioca? Patrick Wimmer, ce lo segniamo, me lo studio. Vedi che può essere pure che lanciamo delle idee. Noi sappiamo che se le guardano le live. Patrick Wimmer. Se tu vedi sui social vedrai tanti tifosi delle strisciate che sono perplesse sul proprio mercato, sia per Milan, Juve, Inter. Se avessimo tenuto Spalletti sicuramente meglio dando continuità. Sono d'accordo, Lewis, lo sto vedendo un pochino di scoramento. Per quanto riguarda il Milan, adesso c'è il doppio, no? C'è chi è contento di avere un po' di budget e si entusiasma per i possibili colpi, ma c'è anche chi abbiamo perso Maldini, abbiamo perso Nassar, abbiamo perso un prospetto futuro come Tonali, cuore rossonero, leader, capitano. Come si fa? E quindi sono scontenti per quello. L'Inter è scontenta perché si parla solo di cessioni, perdono Dzeko, parlano di Brozovic, stanno per perdere Onana probabilmente e quindi sono preoccupati. Su Lukaku non è chiaro. Per quanto riguarda la Juve, c'è la questione Allegri che tiene banco più della questione Giuntoli, più della questione Chiesa e Vlahovic, perché sono scontenti di continuare un altro anno con un allenatore che non piace, e se vai a vedere è tutto Allegri out, non vogliono fare gli abbonamenti, è un ambiente spaccato in questo momento. Ecco perché il Napoli potrebbe veramente fare la voce grossa quest'anno con questo momento di disagio delle sorelle strisciate. E tu dici, ma faccio 2 acquisti, non vendo nessuno, vengo un altro anno e poi dopo con tutto quello che ho fatto col brand faccio lo stadio e non se ne parla più. Perché ragazzi, questo è l'unica cosa che deve fare il Napoli. Noi abbiamo vinto, ci siamo tolti un grande sfizio, dobbiamo fare il più possibile in Champions League, ma quello che ci deve portare poi a sognare in grande è aumentare il fatturato, perché se tu il fatturato lo fai aumentare di un pochino ogni volta e cresce, puoi puntare. Poi voi mi dite Asensio e io vi dico sì, il Napoli lo può prendere, altrimenti noi possiamo solamente ambire ad avere l'idea prima degli altri del giocatore talentuoso. Vedi Kvara, giocatore talentuoso, hai l'idea, la metti in pratica perché stai bene economicamente e crei un altro giocatore che per 2 o 3 anni ti fa fare grandi cose. Benissimo.
ma non puoi puntare su quelli là già grandi che se fanno un discorso di blasone vanno in altre squadre, se fanno un discorso di che stanno esplodendo possono venire al Napoli. Ecco perché bisogna aumentare il fatturato, bisogna farlo, altrimenti va bene così, cioè il Napoli si deve anche inquadrare nella sua storia, non è che possiamo aspettarci improvvisamente di diventare come il Real Madrid. Ocampos del Siviglia, al posto di Lozano spaccherebbe, mi ha impressionato in finale di Europa League, non male sicuramente Ocampos, mi piaceva anche il terzino del Siviglia, Navas mi pare si chiami, terzino destro, andava avanti e indietro, e poi Suso ha fatto l'impossibile, però là ritorniamo al discorso del mancino che rientra. Suso in Italia ha fatto così e così, secondo me nel Siviglia sta benissimo. Buonasera a tutti, io penso che Garcia punterà più sulle occasioni da gol che sul possesso palla, cosa ne pensi? Garcia si è presentato dicendo le mie squadre puntano sul possesso palla, però l'idea è di fare un gol più degli avversari, a parole ovviamente, poi dobbiamo imparare a conoscerlo, anche a livello di comunicazione. Per ora mi è piaciuto. Non lo so se nel frattempo si è evoluto, se ha cambiato il modo di giocare. Quello che ho visto è troppo lontano il ricordo della Roma. Ho visto la sua spiegazione della partita del Lione con il Manchester City. Lui là sa di essere pesce piccolo, si muove di conseguenza e fa anche bene. Mi piace che ci sia d'utilità tattica, perché poi devi avere il piano B, perché tutte ti aspetteranno. Il doppio dell'anno scorso, perché l'anno scorso... così, deve andare così, con il Napoli non si può fare. Adesso vogliono fermare la squadra con lo scudetto addosso, ti aspetteranno tutte, devi avere il piano B, il piano C, le occasioni da gol le vogliono creare tutti, nessuno vuole avere possesso palla senza fare le occasioni. Danzo lo vedi all'altezza come sostituto di Kim, magari hai un altro nome. No, non ho nomi, Alessandro, non ho ancora affrontato nello specifico l'idea del vice Kim. Contemporaneamente di Kim se ne parlava bene negli ambienti, ma noi quando è arrivato dovevamo aspettarlo. Quando abbiamo finito il calciomercato dell'anno scorso c'avevo il punto interrogativo K2 Kim, va via K2, entra Kim, non lo so se miglioriamo. Contemporaneamente vi dissi va via Petagna, entra Simeone, ho detto più, cioè là stiamo migliorando al 100%. Va via Fabian, entra Ndombele, ho scritto punto interrogativo, non è andata bene. Su Kim è andata non bene, benissimo. Quindi che ne so se il Napoli non ha individuato nel frattempo un giocatore che vale Kim e che si inserisce bene come Kim. Magari c'è, magari non è Danzo, non lo so. Dobbiamo veramente aspettare un pochino. Mai pensato ad un vice Kvara? No, nel senso che è chiaro che serve, lo ha fatto con profitto Elmas, secondo me si può adattare Raspadori anche a sinistra, anche se lui dice di amare stare un pochino più centrale, ma secondo me serve uno che si adatti in quel ruolo, perché Kvara è uno di quelli che deve giocare 35-36 partite, ne deve saltare pochissime, è giovane, si deve riposare, tornerà più forte di prima. Qualche giorno fa feci la foto con quel youtuber giapponese che ti fa Napoli, di Coprio. Tu quando torni che la foto con te mi manca. Allora, Biagio, sto organizzandomi, c'era un'idea per settembre, ma forse slitta per novembre. Non è facile per tutta una serie di impegni lavorativi, però lo saprete, ovviamente, lo saprete prima di mia madre. Penso più per novembre, lo saprete, il DNA. Non pensi che i nuovi acquisti della Juve ci sia già la mano di Giunto? L'esempio UEA, quando ho letto UEA lo sai che l'avevo pensato, e contemporaneamente ho anche pensato De Laurentiis che vuole un americano e un giapponese, che lo disse. UEA è proprio l'americano, UEA è proprio un acquisto che quando lo vedo, poi non lo so se va bene, se è già pronto per il campionato italiano, non lo so, però è un acquisto che stuzzica la mia fantasia, perché è figlio di cotanto padre, è americano, quindi ti sposta tutta una serie di tifosi, e mi sembra un acquisto alla Giuntoli, devo dirti la verità, sì, totalmente diverso dagli acquisti dei giocatori anziani, senza dubbio.
D'Ambrosio ha 80 anni. No, lo so, infatti se ne è sempre parlato, però secondo me viene per un anno o due, insomma deve fare il vice di Lorenzo. Se prendi un vice di Lorenzo deve essere un giocatore che accetta la panchina, che sa che è fine carriera, perché avere poi un giovane ti tieni Zanoli a quel punto, quindi va bene, secondo me può andare bene. Pep di Palma. Allora, nelle puntate precedenti, quanti nomi i giornalisti del calciomercato che si sono ridotti a fare dissing tra di loro? Sai, Peppe, che io volevo fare un video, poi ho evitato. Era in uno di quei giorni in cui poi non ho fatto il video e poi te ne penti, e se poi te ne penti. Io avevo in mente un video dal titolo "Ma perché litigate? Perché litigate sempre?" E io questa è una cosa che ho detto un paio di anni fa, che mi è sembrata la deriva. Mi è sembrata che alcuni youtuber, non tutti, perché poi ci sono youtuber di poca qualità che spaccano le cose e che alluccano, però c'è una ricerca da parte di alcuni youtuber di fare approfondimento, di studiare, di portare contenuti di un certo livello, perché ti devi mettere al passo e devi dare qualcosa che non danno gli altri, i soliti giornalisti. Contemporaneamente ho visto un regredire da parte di alcuni giornalisti che sembravano loro gli youtuber che arrancano dietro le nuove tecnologie, che provano a stare al passo coi tempi e poi scivolano sui dissing che non si portano più. I dissing si portavano 5-6 anni fa su YouTube, ma faccio il nome di quello, lo insulto così mi vedono tutti e faccio visualizzazione. È triste ed è evitabile, perché poi uno dà ragione a un altro, uno dà ragione a quell'altro, ma alla fine, stringendo, perché non si parla di calcio invece di prendere questioni personali? Perché poi va a finire che quando poi parlate di calcio, mi viene il sospetto che anche quando parlate di calcio mettete davanti le questioni personali. Il gol di Kvara, il tuo preferito, è il goal of the season, come avevi previsto. Grande Tata. Vabbè, quel gol è... Sì, l'ho letta sta notizia, è stato scelto come gol più bello dell'anno. È un gol che racchiude... penso che è lì che diedi il mio unico 10 in pagella, se non sbaglio. Peppe mi può correggere, perché è un gol alla Maradona, è un gol dove sei contro un'intera squadra avversaria e tocchi il pallone, sterzi da una parte, lo sterzi dall'altro, tutto a velocità supersonica e la chiudi con una potenza che sposta la testa dell'ultimo avversario. È un gol che non esiste, è un gol che non ha senso. Bellissimo. Sono un pazzo a desiderare un Luis Alberto come prolungamento di Lobo e Zielu. Ma io Luis Alberto non lo metterei centrale al posto di Lobo, lo vedrei come Zielinski, insomma una mezzala che va in avanti. Secondo me lo stesso Sarri ha avuto un po' di difficoltà ad inquadrarlo, perché Luis Alberto, grande qualità, come tocca il pallone, come vede dei passaggi che non vedono gli altri, senza dubbio, però lo vedo più, ecco, al posto di Zielinski con compiti diversi, lo devi schermare, non so quanta fase difensiva fa. Io la sottolineo questa cosa: Zielinski inquadrato nel gioco collettivo del Napoli l'ha fatta la sua fase difensiva, si è messo davanti agli avversari, ha fatto il primo pressing insieme ad Osimhen e quando c'era da fare il fallo ha fatto anche il fallo. Non ho visto abbastanza partite da parte di Luis Alberto per potervi dire se si può compenetrare in questa storia, perché una delle cose che ha detto Garcia è questa: difendere da squadra, si difende in 11 e questo mi è piaciuto tantissimo. Un po' quella cosa che diceva Spalletti quando col Sassuolo sono tutti ritornati indietro che non volevano subire gol. Questo poi è l'atteggiamento che si vorrà vedere, lo vogliono vedere i tifosi, lo vogliono vedere gli allenatori, però Luis Alberto tanta qualità. Per me la Juve venderà Vlahovic e non Chiesa. Chiesa rientra da poco da un infortunio importante, mentre gli attaccanti come Vlahovic sono pochissimi. Sì, gli attaccanti come Vlahovic sono pochissimi, chissà. E voi ricordate che Vlahovic rifiuta l'Arsenal, vuole solo la Juve e va alla Juve. Però c'erano le sirene inglesi anche per lui. Ora non lo so se nel frattempo l'Inghilterra si è raffreddata nei confronti di Vlahovic. Secondo me resta un attaccante forte. Resta un attaccante forte e va visto
con una squadra che non sta col baricentro così basso e lo costringe a fare a sportellate sempre spalle alla porta, e poi è stancante, è sfiancante, è frustrante. Francesco Fucci, adesso ti recupero. Quindi secondo me Vlahovic in un altro contesto, con la Fiorentina segnava ogni partita, in un altro contesto secondo me Vlahovic ritorna a fare gol a grappoli. Non è Holland, ma è sicuramente un grande attaccante. E secondo me Allegri lo ha abbastanza rovinato nell'ultima partita. Quanti messaggi, ragazzi, sono orgoglioso e contento di avervi tutti qui. Francesco Fucci, da Barcellona Azzurra. Da Barcellona sono stato a Napoli per la festa, ho pianto a 52 anni, che bello, vale un abbraccione. Un abbraccio a te, Francesco, sono contento che tu abbia avuto l'opportunità di tornare a casa per godere dell'atmosfera e della cosa. Gli hanno chiesto a Garzia se dobbiamo togliere gli striscioni. Io li toglierei per poi rimetterli subito. Sarebbe bello cominciare alla grande per mantenere un'aria di festa. Se tu mantieni l'aria di festa e ti mantieni sopra le varie schifezze calcistiche, sarebbe, io poi la lascio così. Tanto ragazzi non abbiamo, è inutile che facciamo, non abbiamo poteri di cambiare i destini, uomini forti, destini forti, non la cambiamo noi con la scaramanzia. Anche quest'anno anche la scaramanzia abbiamo tolto da mezzo, quindi è veramente bellissimo. Il Napoli lo può fare, credetemi, lo può fare. Io non mi sono mai sbilanciato, ho sempre predicato prudenza, pompieraggio generale, però l'anno scorso mi è sembrato evidente che il Napoli potesse dover vincere lo scudetto ed è stato fatto. Quest'anno prudenza, perché si cambia l'allenatore e bisogna avere prudenza perché non sappiamo come reagiscono i giocatori, e dobbiamo vedere come si sviluppa il mercato nostro e delle altre, quinti e sesti. Grazie Francesco. Vorrei fare un'osservazione: Rudy Garcia lo ricordo come un contropiedista. Sbaglio? Carmine, non sbagli se ricordi quella Roma con Gervinho, perché quella Roma là, se non ricordo male io, è difficile tornare nella memoria. Io a quell'epoca non facevo questo. Se avessi fatto io, magari avrei memorie un pochino più fresche, più consolidate. Se faccio un video io poi mi ricordo di più. Però se pensi alla Roma con Gervinho è chiaro che immagini queste folate, un centrocampo un pochino più strutturato, De Rossi, Strootman, capito, un pochino fisicità, e poi questi lancioni così. Però ha giocato anche con il Totti prima punta, Totti falso 9, quindi Gervinho che si inseriva. Ci sono varie evoluzioni. Poi Rudy Garcia è stato in Francia, è stato al Marsiglia, è stato a Lione, l'ultima esperienza in Arabia non la consideriamo nemmeno. Come Spalletti è stato fermo 2 anni, Rudy Garcia non è stato fermo l'anno scorso, però magari ha studiato il calcio che si evolve. Non vedevamo un Maicon entrare interno del campo con la Roma, però lo vedevamo andare così. Dipende tanto dalle caratteristiche dei giocatori. Garcia eredita una squadra che secondo me è forte e può fare grandi cose. Se gli lasciano tutto com'è, Garcia cambierà poco e quindi non vedrò contropiedi con Garcia. Questa è una squadra che deve tenere il pallino del gioco, perché non sa difendersi come si difende una Juve, bassa e poi riparto. Dipenderà veramente dai giocatori. Salah, giusto, chi scriveva Salah? Anche Salah, assolutamente. Dal mare, ciao, un ciao abbronzato, ciao Roberto, divertiti. Mi piacerebbe un Guler al posto di Lozano, 2005 giovanissimo, ne parlano in tanti, dicono che il Milan sia molto interessato e sia in vantaggio. Non lo conosco, non ne parlo dei giocatori che non ho mai visto. Qual è il tuo youtuber preferito, non tifoso del Napoli, che segui con più simpatia e interesse? Neschio è il mio preferito, cerca di fare approfondimento quando poi si tratta della sua squadra.
scappa anche l'urlo e la scrivania che subisce la furia della sua mano. Però poi cerca di fare un approfondimento per tutte le squadre. Non è facile, ha veramente dedicato tutto il suo tempo a tutto il calcio minuto per minuto, e secondo me è uno di quelli piacevoli da sentire. Non dice cose banali, cerca di andare nel profondo. Poi ovviamente quando parli di tutte le squadre è difficile. Quando parla del Napoli, io dico sì, hai detto delle cose giuste, poi nello specifico ci sono cose che sappiamo noi e che loro magari non sanno, come tutti gli altri youtuber. Neschio è uno poi di quelli che da grande YouTube, da grandi numeri, all'epoca credette in me, che ero piccolissimo, che avevo poche migliaia di iscritti, e facevamo le live insieme, quindi siamo buoni amici. Daniel Malen, olandese, 28 milioni del Borussia Dortmund, classe 99, 26 partite, 9 gol, 7 assist. Jeremy Pino, spagnolo, 40 milioni del Villarreal, classe 2002, entrambi ali destre, duttili. Dopo Wimmer ci scriviamo, questo è Patrick Wimmer, ci scriviamo Malen, e questo è Daniel Malen, sì, ce ne scriviamo, me li guardo tutti questi qua. Poi lo facciamo l'approfondimento, ragazzi. Io purtroppo non posso postare highlights, skills, goals di questi qua, perché poi mi bloccano il video. Però chi mi segue lo sa che quando c'è stato il momento di Kvara, che era già ufficiale da tanto tempo, e quindi quando una cosa è sicura ti puoi andare a informare, perché poi mi è pianto il cuore quando l'equipe dice che al tir è fatta, sta sotto al Vesuvio, io mi faccio tutto l'approfondimento e poi è tutto inutile, e il giorno dopo, a poche ore, De Laurentiis, Garcia, benvenuto tutti insieme, mi sento male. Allora fare un approfondimento anche sui giocatori quando poi non è detto che Lozano se ne vado in difficoltà. Però mi segno questi nomi. Jeremy Pino ovviamente sì, Jeremy Pino, e aspettatevi un approfondimento, perché con Kvara fui precisissimo e dissi, ed è uno dei video secondo me che ha più visualizzazione, uno dei video più popolari del canale, dissi mi sbilancio, questo qui è un fenomeno e non avevo dubbi. Ho detto questo ragazzo si deve ambientare in Italia, è atleta, gioca a basket, è forte pure a basket, e si vedono i giocatori, fa delle cose, ragazzi. Il dribbling non è per tutti, cioè avere la capacità, il mettersi con il corpo, puntare l'avversario e dire così, non lo sanno fare. È una cosa che mi manda ai matti. Come mai ci sono giocatori che non sanno giocare a calcio, cioè non sanno toccare il pallone in un certo modo, e comunque diventano grandi giocatori perché ci mettono la fisicità, ci mettono la testa, la continuità, la concentrazione. Per me, ad un certo punto, le grandi squadre cominciano a mettere i terzini, sono giocatori che hanno il dribbling di un trequartista. Lì cominci a vedere le grandissime squadre. Marcelo, terzino del Real Madrid, Roberto Carlos, terzino del Real Madrid, Bale che parte terzino, poi finisce punto. Quindi i giocatori quelli là fortissimi. Io mi chiedo, è mai possibile che nessuno si vuole un po' sacrificare e magari fai quello che parte da dietro, per esempio un Mascherano che diventa anche difensore centrale, perché lì c'hai praticamente un centrocampista in più con la qualità di un centrocampista. Quando tu vedi le qualità di Kvara, tu dici D'Ambrosio non lo sa fare quello che fa Kvara, magari con tutta calma in un giardino di casa si mette e lo fa, ma nessuno sa fare le cose che fa Kvara a quella velocità contro 5-6 avversari tutti insieme. E che lo facesse con la Georgia contro la Spagna o contro altre nazionali, ho detto, viene a Napoli, lo fa in Italia tranquillamente, non c'è dubbio. Quindi quando ci sono delle 1, 2, 3, vedi 4 azioni, 5 azioni, 15, 20 azioni, tutte diverse, tutte efficaci,
La capisci? Questo a meno che non viene e comincia a bersi tutta Piazzale Tecchio, tutta Riviera di Chiaia. Se è atleta e farà una grande carriera. Allora, Blasinsky, mannaggia, ho fatto in tempo per l'inizio della live. Un saluto, like di apprezzamento, non avevate vedere dal principio della live, quindi ti saluto in differita. Notizia, Rudy Garcia ha venduto la sua Panda proprio l'altro ieri, dichiarazione del mister, non si può mai sapere. Grande Francesco. La notizia, che poi non è una notizia perché non lo so se è un rumore o se è vero, ci interessa anche poco, pare stia scegliendo una dimora a Pozzuoli. Ci interessa? Non lo so se ci interessa. Che ne pensi del fatto che qualche volta Garcia vuole mettere la difesa a 3? Non amo la difesa a 3, però mi piace l'idea che sia duttile e che voglia insegnare qualcosa di più a questa squadra. Secondo me tu puoi iniziare il ritiro così, ragazzi, il 4-3-3, ve lo ricordate a memoria? Benissimo. Dobbiamo fare le esercitazioni per il 4-3-3? Non credo. Approfittiamo per studiare meglio i movimenti difensivi e i movimenti offensivi con altri moduli, perché potrebbe capitare il momento, vai avanti in Champions, affronti una squadra fortissima dove ti devi anche adattare, capita un'espulsione, capita un infortunio di un giocatore chiave, ti vuoi adattare, studiamo, siete giovani, lo volete fare, benissimo, sono sicuro che lo vorranno fare, studiamo anche questo, vi tengo più sul pezzo, non vi annoiate mai, vediamo altre situazioni, bene, secondo me bene. Jeremy Pino sarebbe ottimo, Malen però non so se ti fa la fase difensiva dato che fino all'anno scorso giocava a punta, vedi, ne sapete tantissimo più di me. Cosa è fuori tema, che ne pensi in generale del fatto che i giovani in generale vanno via dall'Italia, non solo calciatori, come mai non siamo competitivi? Non solo calciatori, mi tocchi nel profondo, nel mio caso io avevo questo bisogno fisico di fare il musicista e a Napoli ho fatto il possibile, non so se ho fatto l'impossibile, però ho fatto il possibile e a un certo punto ho visto che il possibile non bastava e ho voluto capire al di là dell'oceano che cosa c'era, quali erano le possibilità. È andata bene, continua ad andare bene perché non è finita, deve andare bene tutti i giorni ed è una scelta di vita, così. L'Italia sta un po' stretta, secondo me, in generale a chi vuole fare lavori un po' più artistici, perché non c'è la cultura, c'è sempre quello che ti dice ah sì, fai musica e poi di lavoro che fai? Non c'è questa cultura qua. Io invece vedo, se quello là pieno di tatuaggi, qual è il tuo lavoro? No, io sono il fonico del teatro di Broadway. Ah, beh, sì, grande rispetto. Ci sta, capito? Nel visto lavorativo, che cosa fa il musicista? Ci sta, è previsto. Quindi vuol dire che c'è una cultura per l'entertainment che è diversa. Per quanto riguarda i calciatori, l'Italia ha perso appeal. A me la Serie A, l'ufficio della Serie A di New York mi ha detto e mi ha confidato proprio tranquillamente, dice siamo indietro di 20 anni rispetto alla Premier e dobbiamo tenerci al passo con la Liga e con Francia e Germania perché altrimenti perdiamo appeal e si vede poi dalle offerte che fanno di diritti TV, sono soldi che non bastano perché la più scarsa dell'ultima squadra di Premier League prende comunque 100 milioni di diritti TV e quasi quanto la Juve, non possiamo competere. Paolo Montella, Kolo Muani sulla destra, Raspadori centravanti. Io metterei Kolo Muani centravanti, lo vedo più punta di Raspadori. Poi Raspadori secondo me il centravanti lo può fare, Garcia conosce tutti i movimenti del falso 9 o della punta più mobile. Io se prendiamo Kolo Muani lo metto punta e non mi dispiace, secondo me, per quel poco che ho visto di Kolo Muani e di David, più Kolo Muani rispetto a David per il posto Osimhen. Kolo Muani. Essere intelligenti, fare l'operazione Anghissà con Soumaré, Leicester retrocesso e si può prendere in prestito un'opzione di riscatto. Sì, se il Milan prende Arda Güler è un problema.
Ne parlano tutti benissimo di Guler. Io ci penso spesso e dove sarei potuto andare se avessi una malattia congenita che mi costringe a stare a casa. Spero di avere qualche tuo parere su questo argomento. Un abbraccio. Amico mio, mi dispiace di leggere questa cosa. Non ho consigli da darti. Io dico sempre che qualsiasi esperienza che ti porta ad ampliare i tuoi orizzonti è sempre da fare. Se tu ovviamente sei costretto a casa, non ti posso dire prendi e viaggia, perché ognuno poi ha delle possibilità di farlo e alcuni no. Cerca di tenere davanti a te più orizzonti possibili, anche che siano virtuali. Questo è il bello almeno della realtà del presente in cui viviamo, che veramente possiamo arrivare a chiunque nel mondo e specializzarsi in qualsiasi campo e diventare i migliori del nostro campo, qualsiasi esso sia. Ti scegli una cosa dove ti senti ferrato e grazie a internet, con i video, con le foto, con i vari social, si può arrivare veramente dappertutto. E non farti... L'altro giorno guardavo, spesso mi capitano tra le storie di Instagram, c'è questo comedian, questo comico che c'ha il problema della balbuzia, no? Stutter, mentre parla così. E tu ti immagini uno che è balbuziente, che a scuola dice no, io voglio fare il comico, e tutti quanti l'avranno guardato e dice ma come fai un comico che non riesce a parlare? E intanto guarda che questo suo, non so se è il suo punto di forza, perché poi secondo me è bravissimo al di là di questo impedimento linguistico, fa ridere a prescindere. Intanto lui ne ha fatto un punto di forza e basa la sua commedia, il suo stand-up comico sul fatto che è strano e ti fa ridere anche per questo, c'è molta autoironia. Immagina quello che dice no, io voglio fare proprio il comico, non mi interessa che tengo questo problema, farò di tutto per fare il comico. E si può fare, lui ce la fa, 1 su 1.000.000 ce la fa. Però se uno ci crede, è il segreto è quello. Crederci e provare già quella felicità, cominciarla a provare, la felicità che poi proverai quando avrai raggiunto i tuoi sogni. Già lo devi cominciare a provare, ti devi anche ingannare e sviluppi tutta una serie di pensieri positivi che poi funzionano. Un abbraccio, vedi? Secondo te davvero gli arabi potrebbero prendere Lobotka con un'offensa mossa nonostante il rinnovo? Tutto è possibile nel calciomercato. Però ti dico una cosa, Mario, là c'è il contratto. De Laurentiis ti può rispondere, lo ha fatto con Allan, lo ha fatto con Koulibaly. De Laurentiis ti può rispondere, io mo ti ho rinnovato, tu ti devi stare quieto e cionco. Se Lobotka si alza e dice, presidente, ma io devo andare a fare così, sta a De Laurentiis dire, me lo tengo scontento, approfitto di questa offerta che è mostro, perché se poi ti vogliono venire a prendere un giocatore che è centrale, non è un giocatore a fine carriera, è un giocatore centrale nel tuo progetto, ad un ingaggio incredibile che gli daranno deve corrispondere un'offerta incredibile. Io non credo che possa prendere corpo, perché non è un campionato dove mi serve il centrocampista forte. Stanno più puntando, secondo me, Kanté, è chiaro, ma Kanté si porta dietro tutta una serie di... è più famoso di Lobotka. Stanno puntando più sulle figure che infiammano i tifosi. Lobotka non lo infiamma noi, ma non lo so se infiamma il tifoso. Lobotka non è stato nemmeno dichiarato miglior centrocampista d'Italia, quindi avrebbe più senso che si venissero a prendere un Barella, onestamente. Però io su Lobotka starei tranquillo, perché non credo che il Napoli abbia intenzione di venderlo, e si deve creare anche un po', si sa nell'ambiente se una squadra è più propensa a cedere rispetto a un'altra. Su Kvara non vedrete grandi offerte, e Kvara figurati se non infiamma le piazze, non le vedrete le grandi offerte, perché veramente se è stato chiaro, Kvara sta qua, c'è il contratto, è stato ancora più chiaro perché sta offrendo il rinnovo.
Non è stato altrettanto chiaro con Osimhen, ha detto io gli voglio dare il rinnovo, ma non si sa mai nella vita, chi vivrà vedrà. Quindi ce le abbiamo già identificate le situazioni che sono un po' opache e le situazioni che sono chiare come il sole. Raccomando, non sentirete discorsi per Raccomando, non sentirete discorsi per Anghissà. Sono altri punti oscuri dove dobbiamo vedere chi entra e chi esce. Allora, non sarebbe male, ma lui non ci vuole giocare a destra e copre poco. La cosa che mi sta preoccupando è che mentre prima gli arbitri offrivano solo contratti mostre, adesso cominciano a offrire soldoni anche a club. Neves 55 milioni alla... sì, l'avevo letta anche io questa cosa. E infatti per questo è il calcio che verrà e dobbiamo capire se c'è un futuro, se hanno intenzione di fare sul serio o se è un momento. Vediamo. Se Lobotka va via, parte un'espedizione napolitana punitiva alla Mecca. No, io la vedo difficile. Bellissimo nome su Marei. A proposito dell'Ester, non ha riscattato lo Shakhtar Donetsk Mateusz Tete, che gioca sempre a destra ma è mancino, sempre 22 anni, 1,75, però ci punto meno di Wimmer. Sì, evitiamo poi di perdere centimetri. Una cosa che è andata molto bene quest'anno, ragazzi, sì, non abbiamo fatto gol su calcio di punizione diretto, però abbiamo fatto parecchi gol di testa e abbiamo fatto valere i nostri centimetri. Questa è una cosa che dicevamo sempre. Sì, tutta la squadra dei piccolini va benissimo, sguscianti, veloci, agili, però ad un certo punto Spalletti ce lo ha fatto capire bene. La fisicità ci è tornato utile, un po' di centimetri di Oliveira, ci sono tornati utili centimetri di Rachmani e di Kim. Di Lorenzo è comunque prestante fisicamente, Anghissà si fa rispettare, poi tieni Zielinski, Lobotka, che sono giocatori di statura più normale. Kvara si presenta con un gol di testa e sostituisce Insigne, arriva a Kvara, si presenta con un gol di testa sul secondo palo. Osimhen con la sua fisicità si è fatto rispettare, Simeone si è fatto rispettare con la sua fisicità, quindi non dobbiamo perdere centimetri, perché poi col cacchio che vogliamo arrivare in finale di Champions, come tutti stanno dicendo, perché lì si sa, devi aggiungere oltre alla fisicità grande tecnica e stato di forma, ma senza la fisicità scordatevelo, perché chi finisce a centrocampo nel City di Guardiola? Ci finisce Stones, un lungagnone di 2 metri che è difensore centrale, così. Perché? Perché dai anche fisicità, riempi l'area, dai una fisicità ancora di più al centrocampo. E ecco perché poi questi giocatori tolgono il posto magari ai giocatori più tecnici. Io vorrei vedere tutti in grado di toccare il pallone come Zielinski. Non vanno avanti se poi non hanno quella tostezza. E mi passerete il termine. Elmas per me merita un posto da titolare. Non lo so se Garcia lo vede come mezzala, lo vede come trequartista, lo vede come esterno sinistro o destro. Elmas con profitto si è messo a disposizione, grande sacrificio, ha fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili, lo abbiamo visto anche terzino sinistro, con grande spirito di sacrificio. Elmas ha dimostrato di avere tecnica, fame, velocità, discreta fisicità, perché ha i suoi chili e si fa rispettare, e secondo me meriterà, già ha raggiunto un grande minutaggio, perché Elmas è stato il 12° uomo con Spalletti, sempre pronto ad entrare per apparare tutti i buchi. Se dovesse andare via un Lozano, io non griderei allo scandalo se il Napoli decidesse di mettere Elmas a giocarsi il posto col Politano a destra, con un Elmas in vantaggio, perché destro, sulla destra, può andare anche sulla sinistra. A me come soluzione interna non dispiace. Ansu Fati, Ansu Fati è andato pure lui in Arabia, o sbaglio? Qua mi dovete aiutare, c'ho il dubbio. No, ditemi di no, perché poi pure lui era il gioiellino del Barcellona che teneva 10 anni, il nuovo Messi. Fatemi sapere, perché mi era il dubbio, mi è uscito dai radar. Fatemi sapere. Raspadori titolare a destra è anche un'opportunità, è una possibilità. Raspadori può giocare, secondo me, in tutti i ruoli d'attacco. Incontro finito tra ADL e agente Osimhen, le parti si rivedranno, lo vende solo a 150 milioni e però le offerte sono intorno ai 100.
Mario, tenevi le cimici. Chi ti ha fatto sapere questa cosa? Perché che ci sia stato un incontro tra DL e Osimhen avevo letto anche io. Hanno messo le cimici? O il cameriere che portava i piatti ogni tanto sentiva e hanno sentito 150 milioni, se no non mi siedo nemmeno al tavolo. Va bene, però se tu fai così devi poi rinnovarlo, devi comunque dargli un aumento di contratto per farlo rimanere felice, altrimenti se lo trattieni dice c'avevo l'offerta da 100, me ne davano 10 e tu non la accetti. Io capisco che oggi lui non la accetti un'offerta da 100, perché se Tonali viene pagato 70, 100 per Osimhen è poco. Contemporaneamente io vi dico Osimhen 6 milioni e plusvalenza. Lo dovete capire questo. Che poi il Napoli voglia farci più soldi possibili è legittimo, però chiedere 150 secondo me è chiedere troppo a tutti, però lo capisco, te lo trattieni e Osimhen fa il suo dovere. News, cifra proposta di euro non accettata attualmente da Osimhen, le parti si rivedranno. Ansu Fati dicono verso l'Arsenal o qualche altra di Premier. Anzi al Barcellona ancora. Ok. A caso l'infortunio ha giocato poco quest'anno e forse non gli rinnovano il contratto. Ah, mi dispiace. Infortuni, quello con un ragazzino. Dicono verso l'Arsenal. 37 partite, 7 gol, 4 assist, gioca nel Barcellona. Ok. Lo porta sempre a base. Il padre minacciò l'addio visto che non gioca. Però 37 partite. Penso che qualche partita, forse comunque quando si dice 37 partite è anche quando entrano a subentrando, insomma. Una domanda, ma quel giocatore del Napoli che temevi andasse via, deducendo delle voci di mercato, unendo tutti i puntini, era Simeone? Sì. Ma non lo temevo io, lo temeva Guido, e se Guido adesso ci raggiunge non lo so perché aveva il che fare. E tengo tutto se mi sono segnato le cose ai tempi non sospetti. Parliamo di maggio, parliamo anche ancora prima che fosse finito il campionato. E Guido mi dice questa cosa, io ho detto no. Se esce questa cosa tu parli con i morti. Non è possibile, perché dico ok, è uno di quelli che ha sposato proprio, tiene Napoli nell'anima, voleva venire da argentino, va allo stadio a sentirsi Coldplay, è uno di quelli che ha vissuto, se vi andate a vedere i documentari dove farò le interviste, è uno di quelli che ha vissuto la stagione in maniera proprio intensa e parlava con Raspadori quando hanno visto l'esordio di Kvara, hanno detto e noi quando giochiamo? E lo dice proprio con una simpatia e con un veramente è un idolo per me Simeone. E quando sono uscite le notizie dalla Lazio io mi sono sentito veramente male, ho detto no, se il Napoli fa questa cosa mi dà un colpo al cuore che non si può accettare. Poi c'è stato il riscatto che era dovuto ed era il minimo e doveva essere la prima notizia, però con i tempi si sa, della Redis teneva il che fare, preparare la festa scudetto, preparare la maglietta, va bene così. Non si facciano scherzi, io questo lo dico alla fine, non si facciano scherzi che dici l'hai rinnovato, l'hai preso e poi decidi che questo se potrebbe ritornare di moda solo se il Napoli decide, che ne so, a metà luglio fa un comunicato e dice Osimhen resta. A quel punto Simeone potrebbe decidere io qua non gioco più e non può manco essere mortificato così un attaccante che con quei pochissimi minuti a disposizione ha fatto dei gol decisivi in Champions e in campionato, gol bellissimi, pochissimi minuti a disposizione. A quel punto se Osi viene confermato per un altro anno il timore mi ritorna. Se invece va via Osi e arriva un attaccante più normale, se si parla di Beto, per me tra Simeone e Beto se la giocano tranquillamente, anzi parte per me Simeone titolare, non c'è dubbio. E a quel punto se se ne va Osimhen non posso accettare che Simeone voglia andarsene, te la devi giocare la tua chance e devi dimostrare, devi zittire tutti quelli che dicono Simeone sì ma titolare di una grande squadra, no, perché Simeone se gioca bene, gioca forte. Quindi
aspettiamo gli sviluppi, ma sono contentissimissimo del riscatto che era proprio immediato da fare. Non possiamo provare a rilanciare Boga aggiungendo in bundle a Koopmeiners. Sono tanti giocatori, Pietro, sono tanti giocatori interessanti all'Atalanta. Boga se ne parlava per il vice Insigne, se ti ricordi, perché è uno di quelli che tende a preferire a partire dalla sinistra e si accentra, buon dribbling, anche bello tosto fisicamente. Se lo vuoi immaginare a destra, potrebbe essere uno di quei giocatori che lo metti a destra col destro e ti garantisce i cross, va sul fondo e ti garantisce i cross per un Osimhen o per un Simeone. Mica male. Però dall'Atalanta si parla di Scalvini, di Koopmeiners, di Højlund, di Bogades, mi parlate, sono tantissimi giocatori dell'Atalanta. Tutto questo scambio con l'Atalanta, Ollini, si riuscirà a fare? Non lo so. Poi i giocatori dell'Atalanta non sempre fanno benissimo quando vanno via da quella piazza. Stiamo tutti ansufati. Spero non vince anche chissà, se ne andrà per un mese la Coppa d'Africa. A proposito di Coppa d'Africa, anche Osi con la Coppa d'Africa Simeone avrà spazio, senza dubbio. Però è difficile convincere i giocatori, dice non ti preoccupare, poi arriva la Coppa d'Africa e giochi, e prima che faccio la birra? Quindi è chiaro che il vice Anghissà gioca poco, il vice Osimhen gioca poco, il vice Kvara gioca poco, il vice Lobotka gioca poco, il vice Di Lorenzo non gioca proprio, il vice Rachmani gioca pochino, quindi ci sono dei giocatori che possono venire a Napoli con la consapevolezza di giocare poco e li dobbiamo apprezzare a prescindere se vengono, perché scelgono di fare di una stagione difficile. Contemporaneamente, quando poi vengono chiamati in causa, devono rispondere benissimo come ha risposto Elmas quando è stato chiamato in causa al primo infortunio di Kvara, benissimo come ha risposto Simeone, bene come hanno risposto Olivera all'inizio e l'alternanza di Lozano-Politano, faceva male uno, faceva benino l'altro e viceversa. Questo poi è andato bene nel Napoli, nel momento in cui ti veniva a mancare uno, quello che entrava faceva decisamente bene, quindi che bellezza. E però aggiungo per il Napoli, se non avevi Simeone e Raspadori, quando il momento che Osi ti è venuto meno avresti avuto grandi difficoltà, quindi la devi tenere una panchina all'altezza. Non so come devi convincerli, ma devi convincerli che senza la panchina lunga non si fa la stagione lunga. Destini lunghi, uomini lunghi. Osimhen va venduto quest'anno, lo dicono in tanti. Ho mezzo capito la scelta di Danzo per sostituire Kim, la stessa cattiveria e concentrazione in campo, esce come un pazzo sul pallone, fisicamente siamo alla stessa linea, 1,90 abbastanza robusto. Dicono pure che somigli un po' alla Koulibaly. Lo devo vedere bene, devo vedermi le skills. Openda non lo conosco. In Coppa Italia giocherei con tutte le riserve per la crescita di quelli dietro e per far riposare i titolari. Sì, però contemporaneamente hai visto che facendo tutte le riserve poi sei uscito con la Cremonese, poi sono entrati i titolari per tentare di aggiustarla, l'avevano aggiustata le riserve e poi i titolari l'hanno persa. Serve un equilibrio, ecco, la Coppa Italia fa piacere averla agli allenatori, almeno faceva piacere a Spalletti, proprio per avere più partite da dare a disposizione a quelli che giocano di meno, senza dubbio. Però è comunque un trofeo, è un trofeo che va onorato, è un trofeo che ti porta una coppa. Coppe non ce ne sono tantissime e io mi metto pure le cuffiette ad un certo punto, perché secondo me c'è un uomo a cui le coppe piacciono e chissà cosa ne pensa. Lo vedo e non lo vedo, sento un po'. Ah, eccolo. Guido, ti piacciono le coppe? Buonasera Valero, buonasera amiche belline. Tutte, anche quelle gelato. Gli steccolecco. Guido, io ti volevo ringraziare. Intanto mi scuso. Non so quanto reggerà il collegamento perché sono in aperta campagna, sono in trasferta in serata. Una volta faccio il Valerio della situazione.
No, se no per la gente ti gira la testa. Quindi è proprio qui che il collegamento è, perché è bellissimo, più stai in mezzo alla natura e meno, fortunatamente, meno tecnologia c'è. Ed è giusto. Guido, velocissimo, ti lascio la parola per un minuto. La scelta di Garcia, ti è piaciuta la presentazione? Perché molti mi chiedevano l'opinione di Guido per Garcia. Il discorso è lungo, che sia per non annoiarvi, per ovvie ragioni rischio che cada la connessione, non voglio fare due cose. La presentazione è una domanda provocatoria la tua, perché vorrei ricordare, non a voi che siete bravissime e bravissime, che insomma Guido Gentile più volte, ma per pura casualità, tra le varie bellezze della città segnalava il Museo di Capodimonte, che ho visitato più volte nel corso degli anni, e tra l'altro segnala il fatto che da quando c'è un francese come direttore ha portato una certa professionalità, mantenendo l'anima partenopea ma eliminando alcune bruttezze, tipo i bambini che giocavano a pallone sul prato vicino. E insomma, il fatto che si è fatta questa presentazione chiaramente non è stato perché io in questi anni ho detto del Museo di Capodimonte. Scopriamo anche che molti colleghi e colleghe non ci sono mai stati, però parliamo bene di Napoli, parliamo di bene. Beh, mi ha fatto molto piacere perché è veramente bellissimo. Io, insomma, l'ho detto in tempi non sospetti, che intanto una visita ti ricrea proprio con la vita, con l'arte. Tra l'altro in questo preciso momento storico il Museo di Capodimonte ha prestato al Museo del Louvre, un museo di pochissimo conto, chiaramente ironico da parte mia, 70 opere, quindi c'è questa sorta di gemellaggio culturale e artistico meraviglioso. Quindi prima cosa che non potrei che dirti di sì, perché è una piccola vittoria personale, mi piace questo Napoli internazionale. Mi è sembrato un Garcia molto, molto concentrato, molto lucido e molto padrone della scena. Io non so quello che succederà in questo momento, vi dico, sono molto sereno, nessun disfattismo, perché non mi sembra che il Napoli ha 10 punti di distacco dalla prima o prende 3 gol a partita, non si è giocato un minuto, ma nessun trionfalismo, siamo i campioni d'Italia, abbiamo vinto, no, si parte da zero, conterà molto. Vi disse un allenatore che dai primi incontri, e mi è piaciuto che lui ha detto li voglio conoscere quanto prima possibile, perché so che giocano bene e quindi lui sa che giocano bene, però vuole conoscerli umanamente, e questo secondo me era una caratteristica che vi dicevo. Sul fatto che qualcuno dica che sia bollito, anche Mourinho bollito, il campionato italiano è scadente, quindi un buon bollito è più che sufficiente per il campionato italiano. Facciamo parlare il campo. Chiaramente è un uomo che vuole rilanciarsi, perché andare a fare il parco giochi in Arabia per ora, insomma, è vacanza. Avrà studiato il Napoli e tutto. È anche utile che ci ha sbattuto in faccia, ma tanto non si impara mai, almeno riferisco a certe categorie di persone, che il Napoli non è e non sarà per i prossimi anni una squadra di prima fascia, non è attrattiva. Quindi scordiamoci questi allenatori, viene Zidane, viene questo, là, ridimensioniamoci e incominciamo a vincere con continuità. Cioè, se Guido Gentili dice una cosa, è l'ultimo degli imbecilli, e poi poco prima della finale per Guardiola distrugge una certa narrazione calcistica juventicentrica che abbiamo avuto, che se tu non vinci sei un fallito, ma quello che conta è la continuità. Infatti lui ha detto, sì, voi volete che vi dica che io fallisco se non vincerò la Coppa quest'anno, ma siamo arrivati in semifinale, abbiamo fatto una finale, quest'anno una finale. La cosa importante è che negli anni ci confermiamo, anche se quest'anno non vinceremo. Infatti io voglio vedere il prossimo anno quante squadre italiane andranno in finale in Coppa. Se andranno tante squadre, allora è un buon segnale di continuità. Se è stato quindi va bene. Temo che la mia connessione sia, mi sembra un uomo di mondo molto colto e abbiamo un pochino di difficoltà, la natura si mette di traverso. Facciamo un tentativo di recuperare Guido, che stava approfondendo la questione di Garcia. E per quanto riguarda, sì, per questo noi abbiamo detto la questione Champions, sì, è stato molto chiaro. Guardiola ha detto alla fine è una monetina, è come lanciare una monetina alla finale, se puoi vincere, puoi perdere, e si è vista come è andata la finale, che poi tutti
gli interisti sono stati anche contenti. Vediamo se Guido ha recuperato una connessione. Sì. Dicevo, servono uomini colti che non solo non si facciano schiacciare dagli eventi, chiamiamolo così, e colto è una grande personalità. Spalletti è stato bravissimo. Io sono contentissimo della stagione di Spalletti, forse alcune persone non l'hanno capito, ma proprio della stagione, anche della Champions League, purché valga di lezione, no? Che diventi un'esperienza quella che uno ha fatto, no? Di non padroneggiare, a prescindere dalla sfortuna, gli infortuni, l'arme, no? A me quello interessa il percorso di crescita che tu hai visto che è una tensione diversa giocarsi un quarto di finale, e quindi bene così. Per me non è stata fallimentare l'uscita di Spalletti. Mi è dispiaciuto solo per l'Italia, ma lui doveva far giocare, diciamo, gli altri titolari, altrimenti non è credibile come allenatore. Cioè, se non giochiamo manco questa partita, quindi io sono contentissimo della stagione che ha fatto. Questo è il mio risultato finale. Diciamo, su Garcia è importante che ci siano uomini colti di personalità, perché Napoli è un ambiente molto complesso, più complesso di Roma e Milano insieme, che non sono proprio le ultime piazze. Milano è la capitale economica del paese, Roma è complessa come ambiente calcistico, però Napoli essendo stata una delle tre capitali e vive di anime diverse, poi ha questa bocca buona in tante cose, no? Non solo, diciamo, nel calcio. Un uomo di cultura, intanto un primo passo, chiaramente il campo determina le fortune e lo sfortune degli allenatori, però per adesso, insomma, io sto andando veloce non perché non voglio far parlare Valerio, perché ho paura della connessione. Per adesso io sono abbastanza sereno, perché non mai pensato, né mai vi ho detto verrà Zidane, verrà Guardiola, ma questi nomi De Zerbi, che già non è ancora un big, ma vuole ambire in tempi penso anche abbastanza brevi a salire su una panchina importantissima della Premier, cioè perché dovrebbe fare un passo indietro così grande. I diritti del campionato italiano non sono arrivati a 600 milioni. Poi è chiaro, a Gazzette e affini ci raccontano di un mondo bellissimo, che meno male che c'è la Juve, eccetera, però cioè, questo è il campionato italiano, perché questo è quanto cambia, non perché lo sto dicendo. Quindi, per ora, insomma, cioè, per ora io sono più preoccupato per la regressione societaria, nel senso che invece di aggiungere figure che hanno un certo carisma, competenza e esperienza nel settore, che non è detto che sia, insomma, l'unica condizione necessaria e sufficiente, cioè non serve un direttore generale, per me serve un grande direttore generale che ogni tanto anche non ci sa. Adesso ci lascia anche Formisano, che per esempio è un professore universitario. Questo, diciamo, mi dà più pensiero, più che Garcia o Garcia, secondo se alla spagnola o alla francese. Poi chiaramente parlare al campo. Non sono preoccupato per l'ultima esperienza in Arabia. Comunque è un allenatore che mediamente, io penso che lui i suoi conti se li sia fatti, ha detto questa è una squadra forte, se non me la distruggono, che cavolo, meno di terzo posto, quarto posto non faccio. Allora io vi anticipo, correndo, che per me se il Napoli dovesse fare terzo, vincere, io la voglio vincere la Supercoppa, e arrivare ai quarti in Champions League, sarà una stagione trionfale. Lo scrivo oggi che è 25 allora ripetiamolo perché la connessione è così. Terzi in campionato, almeno una Coppa, Supercoppa, più Supercoppa, un torneo 4 e Coppa Italia e quarti. Allora la ripeto io perché si è sentito probabilmente poco. Stagione buona, ottima, non so come ha detto, se terzi in campionato, Supercoppa vittoria e quarti in Champions. Ottima stagione. Sì, confermo. E non è affatto pessimismo, disfattismo, regressione, no, è continuità. Cioè aggiungere almeno un trofeo all'anno, io non le valuto coppe e coppette, rimanere nel podio del campionato, rimanere nel podio, non fare dal primi a quinti come il Milan quest'anno, perché poi di fatto il Milan senza la squalifica della Juve è quinto, e confermarsi, farsi di nuovo
i quarti in Champions, essere duri, casomai uscire recriminando, no, ancora di più, però dice a questo punto noi siamo di casa ai quarti, abbiamo alzato l'asticella e costantemente ci giochiamo i quarti, l'anno buono andiamo in semifinale. Quello per me sarebbe un'ottima stagione. Vinciamo la cena, non sono quel tipo di persona, ma non è, mi sembra che tra l'altro, essendoci noi conosciuti molto recentemente come amici Bellini, amiche Bellini, in questi anni abbiamo festeggiato da quando ci conosciamo intanto una Coppa Italia e uno scudetto, quindi tanto male la conoscenza mia di Valerio non vi ha fatto, quindi, alla faccia di chi dice abbiamo presentato, guardate che questo a livello mondiale fa tantissimo, il New York Times ha detto che Napoli quest'anno è una delle 20 città più belle del mondo, lo scudetto del Napoli è stato qualcosa di planetario, che ovviamente in Italia è stato sminuito, ma il mondo è un po'... se permetti Valerio, sperando che regga la connessione, da un punto di vista emotivo, ognuno ha nel suo cuore le sue emozioni, tra l'altro che proprio sono speciali o da fanciullo, ma io ti dico oggettivamente, quindi ovvio che quello che ho provato io al primo scudetto è superiore, ma questo scudetto del Napoli è stato superiore non al primo, al secondo scudetto, a tutti gli ultimi 20 scudetti in Italia. Cioè le presenze a Napoli non si contano in centinaia di migliaia, in centinaia e centinaia di migliaia, ma in milioni. C'è gente che comunque va a Napoli per altre ragioni. Cioè adesso è stato inaugurato il 101esimo Murales. Se Valerio una settimana che torna a Napoli si vuole fare un selfie su tutti i Murales, deve perdere 14 ore della sua giornata, 14 Murales al giorno, e ha fatto solo quello. È bellissimo. No, è unico. Guido, io ritengo che dobbiamo fare un podcast. Dobbiamo incontrarci e più che altro, no, più che altro perché sennò può diventare, cioè, il mio atto di cortesia e generosità, non dico per maleducazione, ma io avevo premesso a Valerio che sarebbe stato molto difficile la connessione, e quindi intanto mi scuso però insomma è la bellezza del fatto che io viaggi, qualcuno, non mi riesco a voi, pensi. Facciamo così. Questo è un argomento che... Allora io ringrazio Guido ci aggiorniamo. Ti bacio. Ci aggiorniamo ragazzi, nessun panico, e invece aggiungiamo elementi di riflessione anche culturali che arricchiscono la nostra vita e anche il nostro vivere e di essere azzurri. Nessun panico, tra l'altro scusa, siamo quinti in classifica, cioè questo, ma venderemo 1000 giocatori, vabbè. L'importante è che abbiamo amati, ci hanno amato milioni di persone, ci sono Murales in Maradona, il primo storico, adesso è invisitabile, Fantafili, che è uno dei... Lo abbraccio Guido gentile e lo ringrazio. Ragazzi, rendetevi conto che le difficoltà tecniche vuol dire che lui ci è voluto passare anche da una postazione non ideale a livello di connessione, proprio perché ci teneva a salutarvi e a dirvi due parole. Approfitto, chi è rimasto a guardare tutta questa live o chi guarderà la live dopo, stavo leggendo domande interessanti per Guido, fatemi una cortesia, raccogliete queste vostre domande che volete stendere a Guido, che volete chiedere a me, e cercherò di far rispondere a Guido in una puntata podcast. Non so se la farò live o se la registriamo, magari la faccio live in privato così, già con le vostre domande, quindi alla fine di questa live, la live si ricarica su YouTube e lì si raccolgono non le domande live che state facendo adesso, ma i commenti alla fine della live. Fate un copia e incolla della vostra domanda, recuperiamo i commenti della live e da lì immagino una puntata podcast dove io e Guido facciamo una chiacchierata, dove farò le domande mie a Guido e farò le domande vostre a Guido. Per esempio, stavo leggendo domande interessanti, l'andazzo, la scelta attrazione familiare, che ne stava parlando Guido, della situazione societaria, di mettere il genere a fare il DS, e sicuramente è una cosa interessante da approfondire. Non si parla di risultati ma di posto fisso. Praticamente sì. Francesco voleva sapere cosa ne pensi della situazione del calciomercato con l'Arabia Saudita, che va approfondita a livello politico. Come hai preso la scelta Rudy Garcia? Lo stava dicendo, ma lo possiamo dire più
più tranquillamente, tecnicamente più in maniera un pochino più piacevole, perché serve una connessione. Vedi, tieniti libero martedì, martedì. Vediamo quando fare questa puntata, magari sarà un video lungo, non lo so se sarà in formato di live, vi terrò aggiornati, vi bacio, vi ringrazio, è stata una bellissima live, abbiamo parlato di calciomercato, abbiamo parlato delle prospettive, del futuro. Secondo me il messaggio di Guido da raccogliere è questo: nessun panico. Se abbiamo dei dubbi, io leggevo prima delle cose, chi aveva il dubbio su Spalletti all'epoca, fammi vedere se riuscivo, vedi, Giacomo diceva, come con Spalletti si parla troppo presto, senza avere alcuna conoscenza dell'uomo e del tecnico, allora è più tosto, mi affaccio alla finestra e sicuramente godo. Per ora sono solo parole, ed è giusto. Io ti dico la verità, Giacomo, quando venne Spalletti io ero contento, ci sono i video da testimone. Con Garzia, vediamo. Già il mio vediamo è cambiato in mi sembra uno tosto. Ho detto proprio la stessa cosa tu, mi sembra uno tosto quando ho visto la presentazione. Contemporaneamente noi dobbiamo stare in campana e vedere lo sviluppo di tutto. Se ci dichiarano le varie grigliate, le varie cose, ma senza Spalletti, ma con le cose così, noi contenti lo stesso, perché dobbiamo ricordarci come siamo arrivati alla vittoria in un anno dove si è partiti con la contestazione con De Laurentiis che non poteva uscire dalla sua stanza del ritiro. Ora ci sarà più entusiasmo, ci sono una serie di tifosi del Napoli che non ascoltano nemmeno quelle che sono le notizie di mercato e che hanno solo intenzione di festeggiare e dare soddisfazione ancora a questi ragazzi nel ritiro. Così ci apprestiamo ad affrontare la nuova stagione con grande serenità, con un po' di rospetti e con la vena. Quello che dobbiamo vedere è sempre la vena, e questo ragazzo, da questo ragazzo si riparte, dalla vena. Se poi abbiamo il dubbio con Osimhen, non c'è problema. Ricordatevi sempre che, e questa è la cosa più importante, voi mi lasciate le domande per la prossima puntata con Guido che faremo registrare, ma la cosa più importante quest'anno, li vedete? E ora vi spiego